sempre bello tornare qui, sempre bello tornare al Cinema Zero. Difatti ho detto, appena arrivato, ho detto ad Anna benvenuta perché è la prima volta, ti lascio il microfono. È bellissimo essere qui, grazie di questa accoglienza, grazie di quello che fate soprattutto. Beh, intanto grazie a voi per essere venuti perché so che è l'unica tappa in Triveneto dopo Udine, ma quindi grazie di essere venuti a Cinema Zero. Quindi. Grazie a voi. Anche perché a te ti ringraziamo perché sei una new entry, diciamo, nella famiglia cinemazerina, però Paolo è stato qui neanche un anno fa a presentare Siccità, regalando, non so se qualcuno di voi c'era, anche un aneddoto particolarmente divertente su una sua precedente vicenda pordenonese che... Però per fortuna la vita va avanti. Esatto, cioè non è che adesso siamo per qui forza, anzi, apriamo nuove pagine pordenonesi. Scusate, il mio accento ha colpito purtroppo. È irresistibile invece. Esatto. E quindi stavo dicendo, non parliamo del mio accento, non parliamo di aneddotica precedente, ma andiamo all'oggi. E quindi parliamo di un altro Ferragosto, che è il film che avete appena visto. La prima domanda forse è semplice, ma è questa. Come è nata l'idea, come è scaturita l'idea di riportare sul grande schermo la vita dei Mazzalupi e dei Molino 30 anni dopo? Mi interessava proprio questo tema, il passare del tempo, come avevano reagito, come in certi grandi romanzi ottocenteschi, là dove si intrecciano vicissitudini familiari, avevo questo materiale narrativo che nel frattempo, appunto, essendo mutate anche le stagioni della vita, ma anche gli scenari socioculturali del paese, era un'occasione interessante per fare un po' il punto attraverso quei personaggi anche su di noi, anche sul mio modo di guardare la vita, il cinema, l'Italia. E così, quello che all'inizio mi fu sollecitato per ragioni anche astuzia commerciale, ovvero perché non fa il seguito di quel film che quando ebbe successo nel 96, come una cosa che non presi minimamente in considerazione. Invece l'ho fatto anni dopo, quando onestamente il sapore della furbata è svanito per diventare, anzi semmai, una specie di impresa temeraria e per sfidare un po' così un tema importante che riguarda proprio la memoria, che riguarda cosa siamo diventati nel frattempo, cosa sono diventati quei personaggi, e provare a raccontare per l'appunto lo scenario grande a partire da quei pupazzetti che adesso vedete disegnati sul poster, che è il materiale da cui è nato un po' il film, ciascuno con la sua storia, per l'appunto con questo stile un po' anche, come si può dire, tra il fumetto e il cartone animato, informale, con pochi tratti, visto che per l'appunto ciascuno è portatore di un grande romanzo, ma andavano intrecciati i destini all'interno di una specie di polifonia. Ecco, e quindi io, per fortuna, mi hanno aiutato a mettere in scena questa cosa, degli attori e delle attrici formidabili, che hanno conferito a ciascuno di questi pupazzetti un'anima, un loro desiderio d'amore, un loro rapporto irrisolto, un loro bisogno d'attenzione, per far emergere questo po' di carosello estivo tra i tanti talenti, alcuni delle vecchie glorie del vecchio film, anche quelli che nel vecchio film erano dei bambini che nel frattempo sono cresciuti. Ecco, c'è stato l'incontro con una serie di nuovi ingressi, tra cui mi divertiva mettere dentro questo casco rale anche un asso del cinema comico popolare come Christian De Sica, oppure appunto nel Promesso sposo Vinicio Marchioni, con il quale avevo fatto già Siccità, Andrea Carpenzano nel ruolo del figlio di Sandro, quello che stava appunto nella pancia di mamma nel vecchio film, e per dare vita alla nuova Sabri Mazzalupi, diventata popolarissima influencer inclusiva, abbiamo avuto l'avventura di imbatterci in questo notevolissimo talento di Anna Ferraioli, che io avevo visto nel film che Rubini aveva dedicato ai fratelli De Filippo,
lei faceva Titina, e mi sentivo questo accento napoletano perfetto, dicevo questo è napoletano, no, lei è romana, cioè anche toscana, cioè quello che ti pare. Infatti adesso sta per uscire un film dove fa la milanese, vi dicono, un mix dove fa una milanese perfetta, quindi, e quindi gli ho detto vediamola, incontriamola, la sai fare questa qui? È arrivata, ci ha fatto un provino, ci ha stregato perché ha fatto Sabrina Marzalupi anni dopo, e do il microfono a lei nel ringraziarla anche se ce n'è una. Non so se riesco a parlare dopo tutte queste parole meravigliose, anche perché me le togli di bocca, perché questo è l'ultimo giorno di questa tournée teatrale con questo straordinario capocomico, e quindi io volevo realmente cogliere questa opportunità in questo pubblico, in questo cinema che a lui è così caro e che mi accoglie per la prima volta, per ringraziarlo di questa opportunità meravigliosa e di avermi dato fiducia e di avermela data proprio anche a me nella vita, questa fiducia. No, quello ce l'hai, a voglia. E di aver avuto anche questa appunto intuizione che io stessa non pensavo di poter eseguire, e quindi grazie. Io mi sto esercitando, ieri siamo stati a Livorno al Cinema dei Quattro Mori, sì, che è il cinema in cui Paolo è cresciuto, e sto provando un signore mi ha detto ci devi lavorare sul DE, cioè non è ancora che io poi mi devo immergere, però toscano. Sì. Senti, ti ha presentato Paolo e ha un po' spiegato il tuo personaggio, no? Chi ha visto Ferie d'Agosto? Esatto, stiamo facendo un sondaggio. Sì, chi ha visto Ferie d'Agosto? Veramente domanda da esame, ok. Anche perché questo film, diciamolo... Esame, non siete obbligati. Nel senso... No, però sono curioso. Quanti siete? È tipo due terzi, la metà? 2/3. Anche perché questo film si può vedere anche senza aver visto... Sì, no, in effetti è una sfida nuova, anzi sono curioso, mi piacerebbe non averlo visto il primo per vederlo. Ma come? Per vederlo questo. Comunque stavo dicendo che chi ha visto invece Ferie d'Agosto sa come si chiude, cioè con questa adolescente in lacrime, arrabbiata, per dire un eufemismo, insomma, su un molo che saluta e inveisce contro una nave che sta partendo, con dentro un ragazzo che gli ha spezzato il cuore, che dice stronzo, ti amo. Okay. E invece li troviamo qua 30 anni dopo, influencer, no? Quindi questa figura che fa parte dei nostri giorni. Ecco, com'è cambiata, se è cambiata, Sabri? Beh, è cambiato il tempo, ma non è cambiata la sua disperazione. In qualche modo ha trovato un altro modo di abitarla, un altro, diciamo così, uomo, probabilmente più insicuro di lei, nel senso che poi dietro questo narcisismo social si nasconde poi, forse più in lui che in lei, una forma di profondissima insicurezza, e sicuramente in qualche modo già nel primo film profetizzava un destino di infelicità. No? Diceva in quella scena in cui provava di fatto a suicidarsi, evocava un destino di infelicità della sua famiglia, e si porta dietro, probabilmente in un rapporto con il passato molto forte, questo bisogno di essere vista, riconosciuta non soltanto dal suo manager promesso sposo, ma anche dalla sua famiglia, che di fatto lei poi mantiene in qualche modo, ma che le dà questa sensazione di essere un po' scontata agli occhi, e quindi compie di fatto all'interno di questo arco polifonico familiare, di questo romanzo familiare, un percorso di liberazione, di affrancamento e anche probabilmente di apertura verso un modello, come dicevamo, di famiglia nuova e di solidarietà anche nei confronti di un'altra donna e del figlio del suo, a questo punto, sposo. Sì.
Infatti inizialmente quando tu vedi, questa è un po' una cosa personale che mi è capitata guardando il film, non so se condividete anche voi, appena vedi scendere Sabri, la prima percezione che hai è forse di fastidio, dici guarda questa che arriva, e quindi hai un giudizio forse negativo nei suoi confronti. Poi man mano che la vicenda si dipana, l'avversione forse ci tramuta in tenerezza. Cioè a me una frase che mi ha colpito molto di Sabrina è quando lei dice, quando lei manifesta la sua ignoranza nel non sapere cosa è successo a Ventotene nel confino. Lei dice una frase in mezzo ai fischi, alle risate, a persone che la vogliono difendere, lei dice: io non so queste cose, però se voi me le dite io lo posso capire. E quindi secondo me questa è perdonami, mo ti faccio un complimento io, è la tua peculiarità nel descrivere i personaggi, perché non sono mai tagliati con la cesoia, non c'è mai un bianco e un nero, no? Ci sono 1000 sfumature, 1000 caratteristiche, ci sono l'animo umano, no? Che tu riesci a narrare, e secondo me Sabri in questo caso lo impersonifica in maniera perfetta, e quindi volevo capire un po' come tu ti prendi il complimento intanto. Grazie, intanto me lo becco, grazie. E poi come avete lavorato su questo, visto che tu non eri Sabri adolescente ma sei Sabri adulta, come avete lavorato su questo percorso insieme? Beh, intanto sicuramente la chiave poi che la rende così, diciamo, pura, ingenua e nello stesso tempo portatrice di una verità drammatica legata alla perdita della memoria e all'idea che appunto ha questa sottile ma sostanziale differenza, per esempio, tra il confine e il confino, è il fatto che poi lei sia animata da un'autentica curiosità, no? E quindi in questo poi abbiamo cercato di lavorare proprio nell'idea che Sabri fosse un personaggio che stava nell'altro, no? Che quindi stava nel qui, nell'ora, e era sempre un po' sbilanciata verso l'altro, con chiaramente una dipendenza affettiva alla base, quindi in un rapporto disfunzionale, per cui lei credo ci sia anche una sua componente anche volontaria nel lasciarsi manipolare, quindi sì, inconsapevole ma fino a un certo punto, e poi abbiamo lavorato sul perdono, sulla tenerezza, sull'accettarsi e sull'idea che poi questo limite, nel caso di Sabri, questo limite che lei si porta dietro, anche proprio come dice zia Marisa, cognitivo e conoscitivo, esatto, sia stato negli anni da lei metabolizzato per trasformarsi in una opportunità di confronto e di apertura, di fiducia verso l'altro. E quindi abbiamo lavorato su questo. Cioè, mi ricordo che proprio la prima volta che ci siamo visti, poi dopo un po' dopo qualche provino, tu mi dicesti non pensare all'effetto comico, non pensare all'idea che queste, perché sono battute comunque irresistibili, esilaranti, quindi la tentazione era, in particolare su quella scena sulla quale abbiamo più lavorato, che era quella del comizio politico, ma di pensare, di crederci veramente, di lavorare sulla tenerezza, per l'appunto. Sì, perché un possibile rischio era di fare una caricatura mostrificata di questo personaggio, e anche di irriderlo, insomma, a priori, mentre fondamentalmente io sentivo che un pochino Sabri Mazzalupi sono anch'io, siamo tutti Sabri, cioè siamo tutti quella insicurezza, quel candore, quel ma me vuoi veramente bene, quel bisogno di sentirsi guardata, vista, accettata, a dispetto dei milioni di followers. Ecco, quindi mi divertiva l'idea che lei potesse incarnare anche questo, una dolcezza, un candore, un'anima anche buona in questo essere ignara di tante cose, di questo. E così ciascun personaggio si portava dietro questo segreto, insomma, di dover essere da una parte spinoso, anche satirico magari, cioè irriderlo, canzonarlo, ecco, mai irriderlo, ma semmai canzonarlo, ciascuno canzonasse il proprio personaggio, ma allo stesso tempo cercando di incarnarlo anche con una specie di pietà, di compassione, anche quello che è il personaggio forse più tremendo, i due personaggi
più feroci, o anche Roberto del gruppo dei Molino, anche lui ha un suo cinismo, in fondo va lì solo per prendersi dei quattrini, insomma. Però di ciascuno di loro raccontare anche la fragilità, la disperazione, appunto questo unico grande desiderio che accomuna tutti questi personaggi nella loro insicurezza, nella loro fragilità, questo bisogno di essere ascoltati, visti, guardati. Ecco, da quello che chiede l'ascolto della Commissione del Parlamento Europeo alla Cecilia che spera che Sandro si ingelosisca nonostante è già nonna dei due nipoti, e alla Marisa che nonostante il suo disincanto, la zia Marisa che ancora insomma suscita attenzioni maschili, Ferillona nostra ci ha messo dentro però anche questa specie di infantile desiderio di rinnamorarsi e di ritrovare quel flirt estivo con cui insomma ciascuno si porta dietro questo piccolo fardello di creatura ferita e bisognosa di carezze e di ascolto. Forse quelli che sembrano un pochino più solidi sono quasi i ragazzini. Qui ce ne sono ritratti 3 o 4, insomma, a quel Tito che pure nella sua dolcezza di decenne ha capito già tutto, ha capito che il nonno sta morendo, che si incarica di trasmetterne la memoria, è lì che pensa dovremmo trascrivere tutti i suoi appunti, catalogarli, e che alla fine dice io lo so cosa sta sognando, e questo sogno che c'ha dentro Sandro, questa idea di liberare l'Italia insieme a Pertini, Colorni, Rossi e Spinelli, magari se lo porta nel cuore anche lui, e così quel Giorgio, quel piccoletto, il figliolo di Cesare e Daniela, con quei suoi occhioni spauriti di bimbo trascurato, però sembra solido, sembra anche vede delle scene tremende, deve essere abituato a qualsiasi disfunzionalità familiare, perché non sembra neanche scomporsi, sembra perdonarla, dice buonanotte mamma, buonanotte papà, mentre questi si stanno scannando e il padre non sa neanche quasi dire il suo nome, capito? E alla fine quando lei gli dice ti faccio portare all'acquapark, lui le fa anche un sorriso di fiducia, e allo stesso tempo guarda il padre con una specie di compassione. Ecco, quindi forse c'è qualcosa di più forte nelle creature apparentemente più fragili, come se questo film ci dicesse che nasciamo un po' alla rovescia, cioè che nasciamo con una specie di vigoria biologica che mano a mano invece crescendo debilitiamo e diventiamo invece che più maturi, più vulnerabili. Io volevo farti altre 2 domande. Intanto te ne faccio una, poi vediamo se magari il pubblico ha delle curiosità. Abbiamo parlato di Ventotene, no? Che era anche un po' il luogo era il luogo di Ferie d'Agosto. Però in Ferie d'Agosto era uno scenario in cui succedeva la diatriba tra queste 2 famiglie. Qui è proprio una protagonista, abbiamo ricordato prima l'espediente del comizio, ma è quasi una magnifica ossessione, mi viene da citare questo termine, di Sandro, no? Che vuole preservarne la memoria, custodirla, tramandarla. Una curiosità, perché è diventata così forte l'importanza di Ventotene nel 2024 e non nel 96? Perché nel 96 non era messa in discussione quella cosa, noi eravamo in Europa, ci scannavamo tra di noi, tra questa nuova forma di polarizzazione, non che fossimo, venissimo da stagioni più distese, anzi, sia in forma comica da Don Camillo e Peppone che negli abissi anche ancestrali della nostra storia, i Guelfi e i Ghibellini, la sfida, la rivalità
tra delle appartenenze e delle discordanze tra pezzi di paese l'uno contro l'altro. Abbiamo attraversato anche stagioni di sangue, insomma, abbiamo attraversato il terrorismo, gli anni di piombo. Ecco, invece nella metà degli anni 90 era successo questo fenomeno del tutto nuovo, che prima una pagina nuova, che faceva sentire improvvisamente obsoleta una cultura politica e uno stile comunicativo che era quello che veniva dai libri, dai giornali. Era un giornalista dell'Unità, si trovava spiazzato di fronte a questa nuova Italia di bottegai romani che arrivavano cantando da antenne televisive chiedendo, come si vede, Italia 1, pronti ad andare al karaoke e a divertirsi un attimino e a prendere col cellulare appena comprato, perché quello era l'anno in cui esplosero i cellulari. Quindi iniziava una nuova stagione che spiazzava una parte e non ci si capiva tra le due parti, anzi c'era un tentativo inconcludente di discussione che portava a una discordia ancora più acuta, però in qualche maniera, insomma, i Mazzalupi andavano da quello lì a che mi scusi, mi sono sbagliata a dargli una pizza, cioè c'era un tentativo di riconoscersi. È curioso che Ventotene invece diventa protagonista in questo film, laddove nel film del 96 era fondamentalmente scelta perché era molto spartana, molto poco turistica, molto adatta a un tipo di vacanza un po' pauperista, e quindi potevamo vedere arrivare come una novità questi nuovi italiani, e che invece adesso si è trasformata anche nel suo piccolo, anche lei non è più quella caletta dove facevano il bagno da soli, adesso è piena di gommoncini, di ragazze che si fanno il selfie, non c'è più quell'unico gommone, ma ce ne sono tantissimi. Ma quello che forse sembra venir meno è quella cosa che ci ha tenuto insieme tutti. Siamo in una stagione in cui divampano di nuovo i nazionalismi, America First, prima gli italiani, prima gli ungheresi, e quindi sembrava che potesse diventare protagonista anche la storia di quest'isola, che in effetti è una storia potentissima, che ha un valore, un significato enorme per quella che sono stati un pezzo anche importante di progresso, di pace, e che in questo momento in effetti invece viene messa in discussione non da frange estremistiche, ma da leader importanti di governi dei paesi europei, insomma. Ecco, quindi questa cosa, ecco che quella cosa lì che davamo per scontata, comunque ci dividiamo tra destra e sinistra che cambiano modalità, cambiano forma, fondamentalmente ripropongono una rivalità un po' anche antica, che era quella per l'appunto del dopoguerra, e invece adesso sembrano venir meno le ragioni che hanno tenuto insieme la pace di tutti questi paesi. Già un pezzetto di Europa si è sottratta, no? L'Inghilterra sono usciti, e quindi forse questo tema ci riguarda, visto che così. Allo stesso tempo io non è però che sia mettere la pensée che vi sollecito a riflessioni insomma su temi così ambiziosi, ma mi piace affidare questi racconti e ai miei personaggi, per potermi permettere quindi di vederne anche il lato anche ridicolo nel momento in cui dicono cose ragionevoli, così che Sandro si trova a dire cose in fondo fuori contesto, assolutamente da sottoscrivere, ma diventano del tutto patetiche nel momento in cui le dice in quel modo, in quella situazione, ecco. E quindi la filosofia sta lassù, noi raccontiamo l'umanità, ecco, l'umanità in qualche maniera va a toccare i temi della filosofia, quindi delle ispirazioni più ambiziose dell'umanità, quando prova a guardare in modo lungimirante, insomma,
speriamo che questa cosa ispiri menti più illuminate della nostra. Noi siamo qui con la nostra compagnia di comici anche a prenderci in giro, perché è un'altra medicina indispensabile per guarirci eventualmente anche questa cosa qui di saper ridere di noi stessi. Grazie. Ci sono domande dal pubblico? Io li ho spezzati prima dicendo che era un'interrogazione, adesso sono tutti... Non c'è nessuna Daniela nel pubblico che dicevo volevo dire al regista. Grazie. Grazie, buonasera. Volevo domandare la reazione il giudizio della signora al film dell'importante regista Bologna e il suo giudizio sulla nostra situazione attuale. Era una mia curiosità. Sarebbe troppo, però insomma... No, è il racconto di quel personaggio e di quel suo mistero. Che cos'è che la tiene così imbronciata? Che cos'è questa sua cupezza? Che cos'è questa sua ostilità? È gelosa di Sabri? Disprezza tutti? Detesta Cesare? È andata lì a rovinare la festa? Che cosa c'ha dentro quest'essere? Mi ha divertito immaginare che, visto che sull'isola c'è uno dei nostri personaggi che organizza una specie di film festival, dove peraltro proiettano una retrospettiva di film dove lui fa l'attore e quindi anche del suo candore, anche lui sembrerebbe affetto di quella stessa malattia che riguarda tutti, che è un po' il narcisismo. Ecco, l'idea che un personaggio così, con quella accigliato, così fosse folgorata da un film d'autore e che commossa le avesse tirato fuori questa emotività, questo pensiero tragico sulla vita e sull'infelicità collettiva. Mi sembrava allo stesso tempo potente dal punto di vista drammatico, ma anche esilarante. Non so che effetto che ha fatto a voi, cioè vedere questa creatura così dura improvvisamente sciogliersi in un pianto e dire che appunto la vita è una merda. Comunque è molto bello e chi se ne incula le balene. Ecco, quindi è importante. Poi anche lì è grazie al fatto che c'è un'attrice pazzesca come Emanuela Fanelli che peraltro lì ci ha messo anche del suo, per dire l'intervento per cui dobbiamo chiedere scusa a Greenpeace, è tutta farina del sacco di Fanelli. Ma come ciascuno di questi fenomenali interpreti hanno portato ciascuno qualcosa, invenzioni. Cioè, mi ricordo, che ne so, Christian che sul set doveva giocare sull'equivoco degli Spinelli Altiero e ci aveva come indicazione, sì, che era incuriosito, voleva anche lui fare amicizia con questi così diversi da lui, e che circolava una sigaretta, diceva buono, quello è il marocchino, a un certo punto ha inventato questa battuta che dice ma che ve fumate, che ve iniettate? E che ho ottenuto nel film. Si è inventato anche molto altro di più, poi che invece non ho ottenuto, ciascuno, specie di fantastici commedianti che abbiamo, qualcuno a sottrarre, qualcuno tipo, ecco, Carpenzano togliendosi battute, dicendo guarda qui è meglio che non la dico sta cosa, se sto zitto lo guardo, e aveva ragione. Lui è un artista della sottrazione. Laura Morante, dando alla sua Cecilia questo fervore di parole, per cui mettendocene anche qualcuna in più del necessario, perché diventavano proprio divertenti proprio per questo, perché c'era questa specie di questo incessante d'attenzione che la portava appunto a interrogarsi, ha detto anzi, quindi mi vuol bene oppure non Sabrinona Ferilli, che io adoro per la grazia con cui riesce a essere accettabile anche quando dice le cose più turpi, questa è una cosa che hanno in pochissimi.
Peraltro nel vecchio film, nel film del 96, la prima battuta che il personaggio di Marisa pronunciava nel film, scendendo dal traghetto, mentre Mazzalufi diceva sole, mare, natura che criate dei pesci, e lei diceva già capito, una rottura dei coglioni, ecco, entrava in scena con questa espressione, e quindi ci siamo tenuti. Io ho detto guarda, quando ti viene, visto che lei nella vita lo fa, mi manda dei vocali irresistibili per commentare delle note vocali su WhatsApp quando deve commentare la notizia di politica che sono esilaranti proprio per questo suo modo colorito. Io detto guarda, sentiti libera, quando ti viene fallo, quindi ha riempito questo personaggio. Questo in realtà è tenerissimo, però io penso che sia accettabile da lei, quei continui corcazzo andando cazzo con tutti i cazzi che c'aveva, questo turpiloquio permanente in bocca a lei, però non le toglie questa specie di essere bambina fremente, bisognosa ancora di innamorarsi, e che qualcuno pensi finalmente anche a lei, insomma. Invece si trova un impostore che gli dice meno male che ci sei te. Ecco, quindi davvero, se mi volto così mi vengono in mente meglio. C'è Vinicio portandosi dietro un suo bagaglio, peraltro di conoscenza del mondo, di periferie romane, così, però allo stesso tempo questa volta, invece di interpretarlo in modo drammatico come magari aveva fatto in altri film, di provare a metterci dentro anche certe sue fragilità, certe sue vulnerabilità, cioè di provare a ritrarre, dicevamo, i fratelli bianchi, cioè quanto di più terribile ci sia, cioè quei due disgraziati che hanno ucciso Ovilli a Colleferro, anche loro montagne di muscoli e tatuaggi, però provando a dire, provando anche a fare pena e compassione. È possibile questa cosa? Ci siamo domandati. Riusciamo a mettere in scena un personaggio che abbia questa aggressività, questa violenza anche, no? Che anche quando no, prende una spalla a Christian De Sica, o quando dice a Massimo pensaci te a fare la spesa, vedi che c'è proprio un elemento di violenza, però allo stesso tempo una leggera zagagliatura e quelle dolcezze che ha Vinicio, e quindi rendere anche quel personaggio terribile in fondo pietoso, patetico e da guardare con compassione. Tutti quanti hanno regalato qualcosa, anche Javier, che è un ragazzo di Livorno che ha fatto finta di essere straniero, sì, tanto non aveva nessuna battuta da dire, e la cosa bellissima di quel personaggio era che non ha una battuta, anzi che annuisce e sorride, e che racconta quella coppia, la coppia di lui e di Agnese, che fa Martina. Agnese Claes sarebbe la figlia di Laura Morante, di un grande attore francese che purtroppo non c'è più, che si chiamava Georges Claes. Ecco, è cresciuta, è la stessa bambina del vecchio film, però è diventata una madre tosta, gagliarda, che racconta quella coppia, una modalità coniugale inedita, da dove c'è un maschio accudente che tiene nel marsupio il piccolo, lo nutre, lo allatta e legge libroni e non parla, e c'è invece una moglie, una madre che non rinuncia al suo ruolo perché comunque è materna, però allo stesso tempo si sente che è libera e che emancipa, insomma è un'altra storia rispetto alla sua mamma, che dipende dall'approvazione di Sandro. Marito. E quindi ciascuno ha portato un pezzetto di se stesso, delle proprie idee, della propria creatività a disposizione del proprio personaggio, e quindi per me è stata una pacchia, perché è come avere un sacco di materiale, di colori, dove potevo intingere i miei pennelli e cercare di creare sto affresco. C'è un'ultima domanda? Eccola lì. Grazie, buonasera. E l'ultima immagine io la interpreto anche come una serie di intellettuali che non disdegnano di abbracciare un'arma e di scendere in battaglia per liberare l'Italia. E in questa barca, dove ultimamente molti sono scesi,
e lasciano un po' soli il presidente Mattarella e Papa Francesco. Secondo lei ci sarà modo che anche la società civile esprima, anche perché anche ultimamente, negli ultimi anni si fa molta fatica a trovare anche candidati da poter esprimere nelle città. Però te mi stai chiedendo una cosa e che ne so. Secondo lei ci sarà modo di fare salire su questa barca qualcuno? No. Cosa mi chiedi? Non sono né il mago Telma né un sociologo. Ti dico, lì c'era un giochino in realtà che mi sa che però non è detto che sia giunto a destinazione. C'era anche un pochino un'ironia rispetto a un tema che riguarda, insomma, in altri tempi, negli anni 30 e precisamente nel 36, Aldous Huxley dall'Inghilterra, intellettuali, scrittori dall'Italia partivano e andavano in Spagna a fare le brigate internazionali. Ecco, questa stessa cosa non mi pare che sia successa quando Putin ha invaso l'Ucraina, anzi, semmai abbiamo fatto 1000 distinguo. E Papa Francesco, io su questo francamente non lo seguo, perché le dittature sono dittature, si condannano e basta, con tutto il rispetto per una figura così alta che io sono un nanetto, per cui non, ecco, per cui io francamente lì tendevo un po' a canzonare, a immaginare un dibattito, un litigio tra Sandro e Roberto, in particolare su quella questione, dicevo, politica, però canzonandolo, prendendolo in giro, raccontandolo come due vecchi rincoglioniti vecchi amici litigano su Facebook, su temi così grandi dal proprio salotto di casa. Ecco, quando poi capita a Sandro l'occasione di improcciare un fucile per andare a liberare l'Italia, gli viene il riflesso condizionato di dire quei dubbi che gli aveva messo Roberto sull'uso delle armi, no? E li confida con candore a Pertini, a Colorni, a Terracini, a Camilla Ravera, i quali naturalmente esplodono in una fragorosa risata, cioè, come che andiamo a fare la trattativa diplomatica con Hitler e con le SS, e quella stessa risata che gli viene in bocca a lui prima di imbracciare il fucile. Quanto siamo stati scemi. Per cui è chiaro che la pace ci sta a cuore a tutti, allo stesso tempo se non c'è la giustizia non c'è la pace, e quindi così io sono, il mio cuore, il nostro cuore sta con quelli lì che vanno a liberare l'Italia, e che poi magari è meglio usarle il meno possibile le armi, anzi speriamo non si debbano usare mai più, e il mio cuore sta anche con i ragazzi che poi magari vengono manganellati, che appunto raccontano una speranza di pace. Allo stesso tempo la politica ha una complessità, e quindi è interessante dare voce a tutti questi colori, anche in modo dialettico, conflittuale, non predicatorio, tendendo anche un pochino a dare ragione a ciascuno di loro. Allora, avrei altre domande a farti, ma penso che il tempo sia tirato. Allora, prima di andare via e di salutarvi, come è nostra tradizione, lascio ad Anna, perché tu ormai sei un abitué, lascio la nostra borsa con La vita è un film. Grazie, ti dare un abbraccio. Grazie. Ma soprattutto lascio la nostra card, così puoi venire tutte le volte che vuoi. Sai Paolo ce l'ha già, quindi adesso difatti ero in tilt oggi pomeriggio, perché ho detto Paolo c'ha già tutto, cosa gli do? Perché adesso... anche se ne volevo un'altra va bene, però quello mi piace moltissimo. Però ho pensato, cioè questo non è un regalo, diciamo, di comodo che ti do perché non sappiamo cosa darti, però ho pensato, no? Guardando anche, hai parlato, mentre parlavi del film ti sei girato più volte a vedere gli schizzi, la locandina di quello che hai fatto, ho pensato, chissà se non può nascere una nuova storia proprio da questo quadernetto, perché no? Magari con un personaggio di Pordenone, che magari di Pordenone. Ma grazie tantissimo. Peraltro davvero in genere
I miei film nascono su quadernetti così, nel senso che le prime cose che butto giù di un possibile progetto cinematografico sono proprio degli appunti su dei quadernetti tascabili come questo, e spesso anche accompagnati da qualche disegnetto, e quindi questa cosa con questo po' di titolo sopra è un bellissimo regalo. Grazie, prometto di scriverci quello nuovo e di portarvelo finito. Grazie.